nostro reparto è un reparto che si occupa fondamentalmente di raccogliere sangue ed emocomponenti e di fornire supporto trasfusionale a tutti i pazienti che vengono ricoverati nei nostri ospedali. Oltre a questo ci occupiamo anche della tipizzazione dei candidati donatori di midollo e della raccolta, conservazione e distribuzione invece poi delle donazioni proprio di midollo osseo o di cellule staminali periferiche che poi servono per i trapianti di midollo da fare in ematologia o come supporto ad altre terapie per tumori solidi. Una struttura composta da quante persone e come funziona? Allora, noi siamo tanti qua a Vicenza, nel senso che siamo una decina di medici che si occupano della selezione e raccolta dei donatori e distribuzione degli emocomponenti. Poi ci sono 3 biologi che invece sono dedicati al laboratorio di HLA e di manipolazione cellulare. Poi abbiamo una quindicina di infermieri che assistono nell'attività clinica di raccolta sui donatori e poi ci sono tutti i tecnici laboratorio, sono un'altra ventina più o meno, e che invece fanno tutta la parte di laboratorio, quindi tutti gli esami che servono per la qualificazione biologica delle unità di sangue, il gruppaggio delle unità, la determinazione del gruppo sanguigno e gli esami invece pretrasfusionali per la distribuzione invece delle unità di emocomponenti. E quante persone passano di qui durante il giorno in media? Allora, mediamente qua a Vicenza passano una cinquantina di donatori, più una decina di candidati donatori, cioè di quelle persone che manifestano l'intenzione e la volontà di diventare donatori di sangue o di cellule staminali. E poi passano tutti i pazienti, perché noi non ci occupiamo soltanto della raccolta degli emocomponenti, ma anche del loro utilizzo clinico nei pazienti ambulatoriali. E quindi i pazienti che vengono trasfusi, abbiamo una comunità di talassemici, pazienti dedicati invece alla feresi terapeutica, in cui la sostituzione e la purificazione del plasma piuttosto che la rimozione di alcune cellule servono come terapia. Mi viene in mente per esempio la reazione ospite contro trapianto, la graft versus host, in cui viene fatta la fotochemioterapia, o altre malattie tipo il Guillain-Barré, che è una paralisi flaccida dei muscoli, che è una malattia autoimmune, in cui vengono tolti determinati anticorpi e vengono sostituiti con albumina o plasma o altre cose, o il Moscovitz, cioè sono un sacco di malattie che vengono trattate appunto con queste tecniche, che sono tecniche proprio di aferesi terapeutica. Aferesi vuol dire tolgo il qualcosa per dare un prodotto più compatibile con lo stato di salute del paziente.